Ieri va della giornata, Masarimo le ridate, con bravura io tal dis, chiami ad un parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni di si fa così, tutto plugnedo franfullan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta ferti alla mamma, tutto plugnedo franfullan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta ferti alla mamma, e non sta là lontan, sta ferti alla mamma. Mandi fruz, ben chiatats, o sintornas. Stai so ben? A Nina Viodi c'è che l'è succeduta a me e a Chiara. Daria e Chiara a son da ora fa di mirinde coi biscozza al cacao. E io ne biele giornate di sorelli. E Chiara no viot l'ore di là aggiuata al cortile. Su, Daria, nindi fora giù. O può dare in là di fura giù, a dome quanco var infinit, dutis dos la mirinde. Dai. Ecco, finita. Io di stuccia calzucetta in gosassi, Chiara. Ci ridi, su, Daria. Ti prego, aiutami. Dai, scusa. Ho cognos ben manieri, si ho per fatti passare il sangloccio. Parda bon. Aiutami. Fruz, lo sapevo che la soluzione più conosciuta per far passare il sangloccio a qualchidun è che di fai chiappare un spac. Avete mai provato? No? Allora, facciamolo insieme. 1, 2, 3, boh! Strani. Per solito funziona sempre. Ma Daria, c'è spacchieri, so sapevi già che tu mi varessi sfatti a papore. Tu has di farlo così, quanche non lo sai. Sì. Quietiti. Ho conosciuto un'altra soluzione per farti passare il sangloccio. Allora, io avevo un pizzo. Tira su un pit. Tira fuori la lenghe. E come salte a tor de credince, come une suste al mancul siet voltis. Poi dopo al passarato io daras. A tor de credince. Non è pure, Chiara, o hai un'altra soluzione? Sentiti. Passimi la chiadre. Sì, sentiti. Plelis gambis. E porte i genoi al pet. Che movimento di compressione al diaframma alvarez di aiutati a farti passare il sangloccio. Strani, con me funziona sempre. Il limone, sta ferma lì. Ulle, passami il limone.
disin che mangiare un fettuto di limone aiuta a rilassare i nervi. Grazie. Tencheste. Oh, chiaro. Aspetta. La mil. Ulli, par plase, passimi la mil. Me agne, quando mi veniva il sangloccio, mi faceva metti une sedonute di mil so de lenghe. Al pares di aiutati a rilassare i nervi. Oh, Ulli, par plase, passami un scartos di pan. Respira dentro dal scartos aiuta a rilassare i nervi. Guarda, respira qua dentro. Oh, c'è fattori, Chiara? Idee! Mi par di visami une filastrocchie che mi aveva insegnato nonna Nora e diceva così: Sangloccio vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca qui che ti ame. Sangloccio vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca qui che ti ame. Sangloccio vai up al poggio. Tu has di dile par siet voltis Siet. e c'è mai respira. Tu chiuderai al passerà. Sangloccio vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca qui che ti ame. Sangloccio vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca qui che ti ame. Sangloccio vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca qui che ti ame. Sangloccio vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca qui che ti ame. Sangloccio vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca qui che ti ame. Sangloccio vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca qui che ti ame. Sangloccio vai up al poggio, vai up per fontane, vai in bocca qui che ti ame. Talbè vi dite io, Chiara, che ti varrei fatto passare il sangloccio con i miei rimiedis de tradizione. Oh, grazie, Daria, tu mi hai proprio aiutate. Mi pare che a forza di rimiedis che sangloccio vi impropite sfinì. Finito. Torni in attacca. Se il sangloccio no ti dà paz, strope un po' il nas. Se il sangloccio no ti dà paz, strope un po' il nas. Strope un po' il nas. Il sangloccio alle bricon, prove col limon. Se il sangloccio alle bricon, prove col limon. Prove col limon. Se non passa il tic-tac, ben all'ude chiappa un spac. Se non passa il tic-tac, ben all'ude chiappa un spac. Ben all'ude chiappa un spac. Se tu a San Chiemo
Sangloch, tu has di vai u pal poch, tu has di vai u pal poch. Dis vai u pe fontane, vai in botia cui che chiame. Dis vai u pe fontane, vai in botia cui che chiame. Vai in botia cui che chiame. Sia di lupar siet voltis, piel fa simplis gire voltis. Sia di lupar siet voltis, piel fa simplis gire voltis. Piel fa simplis gire voltis. No sia mai di respira, par magia al passarà. No sia mai di respira, par magia al passarà. Par magia al passarà. No sia mai di respira, par magia al passarà. No sia mai di respira, par magia al passarà. Par magia al passarà. Fasin un giuc. Viodin, se os esboins di riguardar c'è che i veve fat metti sod de lenghe d'aria chiara par scombatti il sangloch. A. Une caramele. B. Une sedonute di mil. C. Un chiocolatin. Par scombatti il sangloch di Chiara, i veve fat metti sod de lenghe une sedonute di mil. Salvisaviso? Beh non. Provai t'avvisassi cumò. Ce vevio conseat di mangià a Chiara par scombatti il sangloch. A. Une fetute di naranci. B. Une fetute di milucci. C. Une fetute di limon. Par scombatti il sangloch, ovevi conseata a Chiara di mangià une fetute di limon. Salvisaviso? Beh no, bravs. Voleso ascoltare con no un new capitolo dal Piccolo Princip? Sì, allora ascoltinlo insieme. Si chiamava a sei in region dagli asteroidi, numero 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Al scominciare l'ora alla viodiu, per chiatare ce fa e per imparare. In tal pren asteroide, agliere sta un re. Il re stava sentato, vestito di purpure e di armelin, sore un chiadreon tan semplice, ma maestoso. Ah, ve un sudit, al dise il re quanto al viodè il piccolo principe. E il piccolo principe si domanda: «Ce mot puedial, cognosimi, se non mi ha mai veduto?» Lui non sapeva che per un re il mondo è un evore semplice, tutti oms a son sudis. «Ven d'ogni che ti vio di mior», diss'al il re, che aliere dut brauros di sei finalmente re par qualchidun. Il piccolo principe ha chialato or per chiatà un puesto la sentasi, ma il planeta aliere tut inderedat dal sflandoros mantel di armelin. Arrestato un tempins e parvieca alle restrac al società. Ale quintri les regulis de creance, società in presenza di un re, i dise il sovran. Talin proibis. No pues fa di mancul, i rispondè il piccolo principe, tut confusionat. O hai fatto un viaggio lungo e non hai dormito? Allora, i dise il re, ti ordeni di società. A son eins che non vio nissuna società. Lis sociedadis a son per me robis fur dall'ordinare. Su, sosede anchimò, a lei un comando. O hai sudizion? Non mi ven plui, diss'al il piccolo principe, diventant dutros. Al rispondè il re. Allora io ti comandi, mo di società e mo di... Al trapastiave un poco
e al someave sustat, par vie che il re al tignive soredut che la sua autoritate fosse rispietate. Non sopportave di sei disubidit, agli era un sovran dispotic, ma stant che agli era tan bon, al dave comans con sentiment. Se io comandas, all'usave di, se io comandas a un general di diventare un uccel di mar e se il general non mi ubbidis, non sarei colpe dal general, ma sarei colpe me. Puoi sentami? Al provà a domandare il picciol principe. Ti comandi di sentati, gli rispondè il re, e al tiradoglie con grande pompe une plete dal suo mantel di armelin. Se la vostra maestat e volessi essi ubbidide volte per volte, e podares darmi un ordine con sentiment, e podares par d'intune ordenami di partì dentro di un minuto, mi par che al sedi il momento giusto. Il re non risponde nuie, e il picciol principe d'un primo momento non savece fa. Po dopo, con un sospir, si invia. Ti fa sgno ambassador! Al speciale ore avosai da ur il re. Al veve un fa di grande autorità. I granch, a son propri strams, di salfra di sé il picciol principe, di lunchi il viaccia. Indovine, indovinel. Alle dut gris, tant grand, e al saltucce ogni 30 secondi. C'è robeise. Facile. Un elefante col sanglaccio, beh. Un signor avar al sinta suonal campanello e al vierge la porte. Un signore dis, buondì, che scusi, ostin facendo une collette per nuove piscine comunali. Vuoi contribuire? E il signor avar, ma sicuro che vuoi contribuire. O vuoi subito a chioli un seglot di aghe? Vedi, c'è fatto risue per aiutare Chiara a scombattere il sangloccio. Hai provato a fare chiappa un spac? Ma no, Gli hai fatto mangiare une fettute di limone, come che mi avevi insegnato? Ma no, Neanche la sedon di mille ha funzionato. Bottesclo mi è venuto in mente una filastrocchia che mi contava non in ora. Sangloccio va giù pal poggio, va giù per fontane, va in boia qui che ti ame. Chiara le ha dite parsi e voltis e senza mai respirare. E il sangloccio alle passate. Come che dopo mi è venuta a me, ma per fortuna qua hai provato tutti i rimedi e come per magia il sangloccio alle sparito. Mamma. Mandi fruits, benvenuti. Vi sono passate una buone settimane. C'è motisela della vostra giornata? C'è? Perché us fasio queste domande. Semplice, perché io e Chiara ho deciso di farvela proprio dai momenti delle giornate. Sì, e per farlo insieme con voi altri, ho deciso di proporre un gioco interattivo. C'è diseso? Volete provare a giocare con noi? Sì? Bene, allora, tacching! O sapete che la nostra giornata è formata di 5 momenti. La buon'ora, il misdì, il dopo misdì, la sera e la notte. Vi ho detto come? Se avete mettito l'ordine giusto dall'1 al 5, questi si immagini che io rappresenti. Vecca l'ordine giusto. Buon'ora, misdì, dopo misdì, sera e notte. Dentro di questi 5 momenti
A somnevore le stazioni così usate a fa. A buinore, che si fa al par solit? Fruz, quanche a buinore e su nella mesvearine. Parvo altris, ce so io usate a fa? A. Occhiali se è pronte la torte tal for. B. O fasi compits sentade da ur dal mio scrittori. C. Mi svei. Mi disgrisignis. O sossedi e o ievi da liet. La risposta giusta è ieri la lettera C. Quanche su nella mesvearine, mi svei, mi disgrisignis, o sossedi e o ievi da liet. E io, Fruz, dopo iesimi sveade e alciade da liet, parvo altris, che so io usate a fa? A. O cor subita giù so dall'arbol di mamma in giardin. B. O voi tal bain par fasisin e parlavami. C. O tachi subita fa i compiti sentate da ur dal mio scrittori. La risposta giusta è ieri la lettera B. Io, dopo essermi sveade e alciade, o voi tal bain par fasisin e parlavami. Anche io fas così, dutis lis buinoris, e dopo che mi soi lavate, A. O voi a vestini. B. O voi a giua sul chias di d'aria. C. O voi a scuole. La risposta giusta è ieri la lettera A. Dopo che mi soi lavate, o voi in camera a vestini. Come vi ho detto, se saves metti all'ordine giusto, queste azioni che par solit si fanno via per buonore. Venga stai, là a scuole, fagulizione, sentarsi in tavole per gustare. L'ordine giusto per queste azioni è questo. Prim, fagulizione. Secondo, là a scuole. Tierz, sentarsi a tavole per gustare. Bras, Fruz! Mi parco cognosedis ben i moments de buinore e tutis lis azions che per solit si fasin appena di smoz e fin a ore dal gustà. Venga stai fin al misdì. E è vero, ma come al ven il biel? Non vin anche moffe velat di ciò che si fa hasta il dopo misdì, di sera e di gnot. O altris, lo saveso? Vi udin come insieme lis azions che per solito si usazza fatta al dopo misdì. Venga stai il momento de nestre giornate cal va di misdì fin alla monta al sorelli. Quando arriva il dopo misdì, finì di gustare o giui, oppure o pisuli, un po' per straviami. Poi dopo fassi compis di scuole e da spo o torni a giocare insieme con Chiara, Fri e Ulli e qualche volta anche con quel poltron di vigli. Ma quando il sorelli al vaiù e arriva la sera, è il momento di tornare a chiesa, di dare una man per parecchiare la tavola, di cenare e magari di passare un po' di tempo in famiglia. E quando arriva la gnot? Se so boins di metti all'ordine giusto, li si immagins che rappresentin le azioni che fasin quando la sera è finis. L'ordine giusto è questo: lavassi i denti, disvestissi e mettissi il pigiame, ascoltare una biele conte e dormì. Avevi indovinato? Bras! Bravo nons! Vo altri sì cosa avete, cemut che gli fate una giornate. E com'ò che han tempo a ripassare. Drin 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 su nella sfera e gli vedute la fame a e siete
biscotti scarpulizio. Svelte in bagno o voi a lavami, po' di corse a preparami, o metti in torta in piedi stis, mieli scarpi sin taipis. E sune a fuerte a campanelle, quante che ben la scuola, soy contente di studiare e tanti sroghi di imparare. Se tu sto promisti, fasne polse va a dormire, ma se tu vuoi sta giù, spietan l'ore di cena, alla sera tutti a cene, tan contenza panze plene, col pigiame un pipino, va a dormire anche iegno. Fasin anchiamò un giuc. Vi udinse o ses boins di riguardare quai che sono i 5 momenti fondamentali che formano la nostra giornata. A. La gulizione, la mirinde, il ghiringhel, l'aperitif e la cena. B. La scuole, giuà coi amis, parecchia la taule, scolta une conte e là a dormì. C. La buinore, il misdì, il dopo misdì, la sere e la gnot. La risposta giusta e ieri la lettera C. La nostra giornata è formata di questi 5 momenti. La buinore, il misdì, il dopo misdì, la sere e la gnot. Vevis indovinat? Bras! Voleso ascoltare con no un new capitolo dal Piccolo Principe? Sì, allora ascoltiamolo insieme. Il quart planet. Aliere il planet di un uomo di affars. Che stomp. Aliere così chiapat che non alcia neanche il chiaf, quando il Piccolo Principe arriva. Buondì, gli disse. Ovesi il sigaret di studat? 3 e 2, 5, 5 e 7, 12, 12 e 3, 15. Buondì. 15 e 7, 22, 22 e 6, 28. Non hai tempo di tornare in pialo. 26 e 131. Uff, son dunque 501.622.731. 500 milioni di c'è. Po, si sto sempre lì. 501 milioni di... non sai più. O hai tanti che ce fa. O soi seri, io non mi pierda ur stupidez. 2 e 5, 7. 501 milioni di c'è. Al tornadi il Piccolo Principe. Che mai di vite sono veve lasciat corione domande, une volte fatte. La farist, all'alcia il chiaf. A son 54 anni che ho vivo su questo pianeta e ho sono stato di stiol dome 3 volte. La prima volta, 22 anni in daur, per via di un scusson che aliere plombato io si pidiu di indulà, al faseve un sussurro al diaul e ho falato 4 volte stune sume. La seconda volta, già 11 anni, per un attacco di reumatics. Mi muovo, ma se poco. No hai tim di lato or di band, o soi serio io. La terza volta, vele chi? O dicevi dunque, 501 milioni di c'è. La farist, al capì che non poteva sperare di ve ben. Milioni, di che robitis che si vioda in qualche volta dal cil. Moscis, ma no, robitis che alusin.
Avs. Ma no, che srobitis di aur che a fasi insumia di banti puce fadie. Ma io soi seri, io no hai tim di perdimi vie. Ah, stelis, propit stelis. E ce fas tu di 500 milions di stelis? 501.622.731. O soi seri io, o soi meticolos. E ce fas tu di chesti stelis? Ce fas io di lor? Sì, nuie, o soi paron io? Tu sei paron de stelis? Sì, ma hai già veduto un re che i res non son parons, lor arregnin parsore e iune biele differenze. E c'è ti giovi al sei paron de stelis? Mi giove a sei sior. E c'è ti giovi al sei sior? A comprare tristelis, se qualche do anchiate. Io o hai une rose e le bagni ogni dì. O hai 3 vulcans e gli uneti ogni settimane. Par vie che oneti anche quel che l'è studato. Non si sa mai. Alle ben per i miei vulcans e per me rose che ho sedi il lor paron. Ma tu non tu fasi snuie di bon pestelis. La farist al viarge la boce, ma noi vigni su nuie ce rispondi e il picciul princip alle vie. I granchia son proprio straordinaris, al di se vedome, tra di sé, intanto che alleve. Induvina indovinel. Ho pierti il chiav a buinore e lo torni a chiatà la sere. Cui so io? Il cussin. La buinore e gli è fatte par di smovisi. Il misdì par gustà, il dopo misdì par pisulà, la sere par indormidisi, la gnot par dormì. Non resta mica tanti in blibar. Tatas, mankin chiase tai pras, avete nesbin fan piccinin, tan curiosa berechin, ui prescore fa di spit, ai smarchi sai poles, e son privetta sinti suona, tutti insieme a vedi bala, quattro passi a drette, po' battilisman, quattro passi a ciampe, po' battilisman, un saltin denan, hop, un saltin davut, hop, e finin cunt un girut. Un saltin denan, hop, un saltin davut, hop, e finin cunt un girut. Ciao! Mandi, vedi. Fasin un struc di ciò che vin imparatu. Ma sono un'evore, gli srobisco vin dit sulla nostre giornate e sulle azioni che si fanno ogni dì. Ho vin imparato che la giornata è gli spartite in buinore, misdì, dopo misdì, la sera e la notte. E che vie per buinore si svein, si lavin, si vestin, o lin a fagulizione, a lavarsi i denti e poi dopo drezza a scuole. A misdì o tornin a chiesa per gustà e tal dopo misdì ven a stai li sori scavan dal misdì fino al tramonto, si giue, si fasin i compits e infine si cene con la famè. Insumis. Quando arriva la notte, dopo di aver tutti il pigiame, magari ascoltato una biele conte, ho fatto così tanti srobis che
O l'indresso a dormire. Proprio come che tu fai tu ogni dì. No, mo fruits. Mamma. Mandi, Chiara, ma c'è has tu? C'è muse che tu has? Non so stufe. Non sai che tu fa per passare il tempo. Daria! Free! Forse ovaresti di siga di plui. Daria! Free! Chiara! Andi! Ma c'è fasi sto lì di Bessole? Venga a giocare con noi! Via dell'ore! Il rimiedio just per far passare la stufe alle dal sicuro la giua con Daria e con Free. Oh, c'è biel chiataus, Daria! Non arrivavi a far passare il tempo in nessuna maniere. Fruits? Ma c'è veso? C'è? Anche altri se sono stufs e non arrivai a far passare il tempo. Bene, allora giocai con noi. Dai, Chiara, come tocchi a te, scelci il gioco che ti piace di più. Bene, a me mi piacerebbe giocare a Tris. Sì. Con la lavagna e i Gesù. Sei pronti? Tris è un gioco di concentrazione e di abilità. Si gioca in due, un quintri di che l'altri. Strutture. Sunt un suei o sunt une lavagnute si disegna une gridele componute di 4 ris che formano 3 colonnis. Regulis dal gioco. I giocatori decidono con tune conte cui dai due calzerà il primo a scominciare il gioco. A turni, i giocatori scelgono una celle vuede per inserire il loro simbolo. Per solito, un al dopo un cerclut. E che l'altri une crosute, col lapis o col gesso. Al vince, il giocatore che arriva a fare un'erie di 3 dai 6 simboli in senso orizzontale, verticale o diagonale. Intanto, che l'altri alla di sta attenta c'è che fas l'avversari per metti qualche ostacolo al suo plan. Tal caso che nessun dai due arrivi a fa 3, la partita è finita in parità e si scomincia un'altra. Come Free, ti tocchi a te di scelgi il gioco che ti piace tanto. Ci ha studiato? Vuoi sto giocare di platassi? Benon! Regulis dal gioco. Obiettivo dal gioco è che il di ciri e di chiatà gli amici che si sono platati. Per definire cui cala di essi che il cal sta sotto, o ben che il cal cir, si fa la conte. Che sta cui voi si erate e il chiaff poat contro il muro, al conte a voce alte fino al numero che si vuole. Fino a 10, per esempio. Finì di contare, al vaciri gli amici che, intanto che al contava, si sono squinduti e, a man che iucchiate, al corli dal muro, ven a stai ai base di partenze e battint gli smans per 3 voltis al dis. 1, 2, 3 per... E al giunte il non dal compagno che l'ha veduto. Qui che l'è stato scuvier per prin al varata al gir di dopo di sta sotto lui.
cui che investit non le sta chiatat, alla di coria e base di sint. 1, 2, 3 per me e si libere. Come mi tocchi a me di sielgi un gioco? Mi plasares, proponi che il di tacca la coda al mus. Oh sì! Lo conosceso, Fruz? No, giuai con no. Tacca la coda al mus? È un gioco che non passa mai di mode. Un evore adatto per i fruttins di ogni età e si può fare in ogni stagione dell'anno. Lis regulis sono un'evore semplicis. Si picchiet al mur il disegno di un mus E a turni un frutto bendato al varà decidere di taccare la code. Al vince, cui che arriva a posizionare in tal puest just, o quel che si svicina di più. Facile, no mo? Con queste puntate, Fruz, o volim far capire che già è un lavoro importante per tutti, per crescere, per sviluppare l'intelligenza, per essere più svelti e per essere più contenti. I giochi possono essere di diversi generi, come per esempio giochi di movimento, Possono essere giochi in schiate, giochi in squadre, giochi di costruzione, giochi di abilità, in gruppo, di bessoi, doi a doi, con la balle, coi cerclis, con le spipinis e con tanti altri giochi. La roba più biele però è che questi momenti regalano soddisfazione e piacere, sia ai grandi, sia ai piccoli. Dunque, non stai mai a perdere la voglia di giocare. Io c'è bien che sgiochi in stiate, lui mi fa diventa matte. Tire il tuo ballon e fa sbuffolis di savon. Sedi il gran e sedi il picciol, si drindoli sun tu miciul, par fa fante di svolà, biel partuccia le giua. Mi plasta giù con te, sta bie giù spunce cale. Se tu giù a cui miei, ondai tanti preziose piei. Mi plasta giù con te, fa bie giù spunce cale. Se tu giù a cui miei, ondai tanti preziose piei. Miei dux di fantasie, o cui cerclis clapsotrie, gux in squadre o di bessoi, gux in gruppo doi a doi. C'è también lis pipinis, forvistis e capotinis, cariridi oppur saltar, biel parduccia le giua. Mi plasta giù con te, fa bie giù spunce cale. Se tu giù a cui miei, ondai tanti preziose piei. Mi plasta giù con te, fa bie giù spunce cale. Se tu giù a cui miei, ondai tanti preziose piei. Fazendo un gioco, io dico, se ho 6 bons di chiatà in 10 secondi, qual simbolo che l'ha fatto 3 in questa immagine? E du là. Se sono pronti? Allora, via!
il simbolo che l'ha fatto tris, era il cerclut. Lo avevi socchiatat? Bras! Provin come a viodi se o se satens. Qual simbolo hai al vinciuto in queste partite? O ves altri 5 secondi a disposizione? Chiatat? No. Sicuro, queste partite non le ha vinciute nessuno. Beh, vi so indovinato. Bras. Volete ascoltare con noi un nuovo capitolo dal Piccolo Principe? Sì. Allora, ascoltiamolo insieme. Sì che dunque, il pianeta numero 7 al fo la Tiere. La Tiere non è un pianeta come che gli altri. E ha 111 res. Cinque dismente ha, di sicuro, i res dai neris. 7.000 geografs, 900.000 afarisce, 7 milioni e mezzo di chiochelis, 311 milioni di brauros, tanta di, poc so poc io, 2 miliardi di granche. Pardau sono idee des misuris de tiere. Us disarai che prin che inventassin la forza elettriche, si scugniva e mantigni, facendo la sume dai continents, un esercito di 462.511 lampionars. Vi ho dovuto un po' di lontan, all'era un spettacolo. Lis mossis di queste truppe aierin ordenatis, come ches di un ballet di opere. Ascominciavin i lampionars de Nuove Zelande e de Australie. Po, che chi, dopo ve impiati lor lampions, alavin a dormì. Allora, in tal balda i lampionars, e venive la volte di chei de Cine e de Siberie. Po anche loro, a discomparivin da urda i tendons. Allora, urtochiave i lampionars de Russie e de Sindiis, po a chei de Africa e de Europe, po a chei de Americhe di Misdì, po a chei de Americhe di Miesegnot, e non si imbroavin mai la volte che urtochiave, aliere al che c'è. Dome il lampionar dall'unic lampion dal Polo Nord e il socopari dal Polo Sud, a fasevin une vite di siors, senza fastidis, a lavoravin 2 voltis ad an. I parons son Jesus e in chiesa alle dome il chian. A un certo punto al suono il telefono e il chian al rispondo. Wow! C'è mutka, scusi, e domanda la persona di che altre bande de linee. Wow! Wow! Pronto? Cal scusi, non ridi a capilu. E che l'altri. Uai dite, bau! B come buri, A come Atimis e U come Udin. Pierut, al conte di un'amica che per invecchiare ben bisogna tegnirsi in forme. Sas tu, Menone a 45 anni e ha scominciato a farsi 5 chilometri a piedi ogni dì. Come ho cantato tante volte, non sapendo là che gli arrivate. 'Mandi Mandi, vedi? C'è giornate divertentone, uè. Io e Chiara ho vinto con tanti giochi di fur. Per esempio, di tris, di platassi o di tacche la coda al mus.
il gioco è un lavoro importante per lo sviluppo dell'intelligenza, dal comportamento o dal carattere dei fruttins. Con di più il gioco dà soddisfazione e piacere sia ai grandi e sia ai piccoli, sia ai uomini e sia ai besties. E qual è il tuo gioco preferito, Vigli? Scommettino che a te ti piace un evore giocare con gli sbalutis, oppure saltare e corri come un esuste, oppure fa finta di essere come un leone. Hai indovinato? Sì, hai capito. A te ti piace dormire come un eglir, è vero? Mamma. Pronto? Pronto? Qui, Sal? Pronto? Daria! Chiara, sei tu? Pronto? Sì, sono io, Daria! Chiara, dimmi tu, che succede? Stai tu male? Sono colata qui, in tal tinel. Mi sono inciopedata su un gioco e sono colata distirata sul pavimento. C'è svol. Chiara, arrivi subito lì di te, ma intanto dimmi indulà che tu hai male. Hai tu perché aspettati il chiave partiere? Ma per dire la verità, sì, ho acchiappato una botte sulla coppe. Ho sentito che gli da ora salta fuori una ceregne. Bon, per fevelà tu fevelis. Prove a muovere la bocchia. Le muovi tu con facilità. Tutta questo. Sentimi perché tu senti bene, no, mo? Ti fanno male le sorelle per caso? Parce berli sto po', Daria. Ti senti bene non? E le sorelle non mi fanno male. Beh no. E come voi? Dula. Ma c'è mudula. Parsore dal nasve. Daria. Ho acchiappato io ne botte tagliav. E tu? C'avaris tu? Io? Perché? Daria. Tu mi hai appena detto voi e io ti ho ridomandato Dula e tu mi hai risponduto. Parsore dal nas. Sei tu sicura di sta bene? Chiara, ma ce hai tu capito? Hai detto voi e no o voi. O intendevi vi ho detto bene qui ti voi? I voi? L'orgin de viste hai tu presente? Che stanno sulle muse o parsore dal nas? Matarane, sì cos'hai, c'è che sono i voi. Ti confermi che ovvio bene? Bon, allora passina e schene. Hai tu chiappato per caso un colpo anche lì? Dunque, la schene. Sì, ho acchiappato una botte anche da ur, parsore de schene.
Ho acchiappato un colpo di plaque con sue colade. E lis diambis? Rivisto a mobilis? Lis gambis? Dunque, lis quesis, sì. I genoi, puest, lis chiavilis, puest. Chiara, non ti preoccupami. Sei tu? Sì, io so qua. Ho ieri da ora, movi lis gambis. E mi pare che funzioni anche mo bene. E i pis? I pis? C'è. Lo è. A girin che io ne maravè. Via dell'orbe, no? E come, disimi, i braccia e gli mans ti fasino male? Dunque, i bracci e gli mans. No, stanno bene. I comedons, tutto a posto. Gli sconolis, anche. Tutto a posto, Chiara. Sì, cacco soi. Tutto a posto, anche se colante. Ho acchiappati un po' di botti da urda ai bracci. Io sento un po' induliati. Bene, Chiara, ascoltimi bene. Arrivi cumoli di te. Mi pare di capire dai sintomi che tu mi hai descritto che non sei di succeduto nulla di grave. Dome un po' di botti e tante pore. Is vero? Pensi proprio di sì. Arrivi in un marilam con la glace e con la pomade per sbottis. Sta ferme e spietimi, eh? Grazie, Samie. Mamma. Per fortuna le l'ha tutto ben, Chiara. Grazie anche dal tuo intervento. Non sapevi che tu fossi così esperta di anatomie e di tomboli. E anche tu sei stato un'evore brava a chiamarmi subito e a domandare aiutori in un marilamp. E anche a descrivere gli spars dal corpo che ti facevi male. Saveno menali spars dal nostro corpo, non scovente per cognossi cemut così in faz e per far sapere che gli altri cemut così. Daria, sai tu, mi è venuto un strano mal di pancia. Oh no! Anche che? Che se deriva dell'ore di famirinde? Sul tuo cuore le filastrocchie mostra i vinci, blancuste bocchie. Sta attent e fas il brav, fa schiareggi sul tuo chiav. Tarondutis, parallelis, strope ben, listos orelis, occhi mi, puntum voli, e mi plei suntum genoli. Russe, lato schene, lato panze, plene, con tu alcis, une gambe, fasne muse strambe. Mi peteni, i chiavei, une picciade, sui smursiei, coi miei labris, ben
io pe al batil cu braure culo mam o saludi o dis mamam. Fazem um jogo. Eu digo, se em 5 segundos, vocês bons de indovinar quais que são i genoi in questa immagine. Se sono pronti? Allora, via! I genoi a ieri in chest. Avevi so indovinato. Bras! E com'ò? Vi ho detto se avessi indovinato quali sono gli sconolis in questa immagine. Sempre in 5 secondi. Pronti? Via! Lis conolis, aier inchestis, lis vavis occhiatadis. Bravo nons! L'Aquilon, test e illustrazions di Miriam Pupini, La Grame Editions. L'Aquilon. Mariute, sentade sunt un clap, e chiale maraveade lis fueis gialis e rossis de sviz in tal vignalut d'ogni pleiv. La mattina egli è freschi e clare, e l'aiar sbortan pariu lis fa sbalà che io ne bielecce. Mariute non sa resisti ai tentazioni e si mette a girare svoletan di qua e di là. Biel che è giù, e viota ad alti in tal cil un aquilon con tune biele code fatte di tanti flocuz di mil colors. C'è saraial. E pensa che alant cul nas paraiar. E quel di bot. O soi l'aquilon! I dis. Mariute lucchiale e già lo volare sparsè. E i domande. In tu lavastu così di corse? L'aquilon, le chiale spalancanti siei voglons. Aspas paltiliment, biele Mariute. E che, plene di ionde. Oh, c'è biel! Oh, ven anche io, spietimi! Petant un salt, Mariute chiappe il svol. Ma l'aquilon ha le più sveldi, je. L'aiar sofflant lo fa svolà lontan, viers bugnins. Mariute e mov svelte li so salutis. Ma nu è di fa. Che alle più sveldi je. E svole, lo clame. Si impegna, ma si fa sera e je non rive a chiappalu. La luna e gli stelis, al parche i disin, Mariute, torni a chiase, la mamma ti spiete. La picciole Mariutine, e je propit strache. Tan svolà di ca e di là, vosante, clamant, cence podè chiappà pe code che il biel aquilon. Une vere disperazione. Mariute, e svole viers la so chiase. Strache e avilide, si indurmidis di bot, sulla so rosute. Quan che si sve, e je un'altre volte di lune buine e con tante voe di giuà. Biel che chiale a tor, e viot une biele fueone svoletai in quintri. Oh, tu sei proprio biele. Tu someis a un aquilon. I dis, fasin bocchie di ridi. E che? Sì, o soi proprio come un aquilon, o sai svolà ad alt. Vuoi stu giuà con me? Mariute non spietave altri. In 4 e 4 vot, e tache une biele code alla fueone. E poi vie, a giuà che je une maravè. Una di Pieruti domande a suo mari. Mame, puoi di là in piscine? E la Mari rispuint. Va ben Pierut, ma non sta fatti mal. E Pierut al torne con un braccio rotto. La di dopo Pierut i domande a suo mari. Mame, puoi di là in piscine? E la Mari rispuint. Va ben Pierut, ma non sta fatti mal. E Pierut al torne con tune gambe rotte. La terza di Pierut i domande a suo mari. Mame, puoi di là in piscine? No, Pierut, tu ti sei già fatto un evore di mal. Ma mame, proprio te vuoi camme tut laghe. Pai, sa sto firma anche coi voi sieraz.
Sicuro, Pierut? Bene, allora sierei voi e firme la me pagliele per placer. Mandi, vigli. Uè, Chiara è colata in chiesa so, puarina. Di buon che mi acclamate subito per farsi aiutare. In questa maniera hai potuto anche a distanza domandare i sintomi che aveva e indulà che sentiva male. Ieri è stato bravo nonne a descrivere ciò che dulive e alla fine, per fortuna, alle l'ha tutto bene. Questi episodi non si insegnano che è un lavoro importante conoscere come si infazza. Fruz, volete ripassare con noi i nomi disparsi dal nostro corpo? Il chiaf, con le sorelle, i voi, il nas, i smorsiei, La bocchie, cui lavris, i dinch e la lenghe, il quel, li spalis, i bracci, i comedons, gli sconolis, gli mans, i dets, il pet, la panze, la schene, il daur, lis giambis, cu lis quesis, i genoi, gli spupulis, i pis e i des dai pis. Veso ripassato ben. Bravs! Mamma! Ieri va della giornata, pasaremo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni di si fa